Oggi è venerdì 25 settembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 25 settembre 1942. A Montreux si tiene la conferenza annuale dei direttori cantonali e federali delle polizie degli stranieri della Svizzera. Il principale tema in discussione è la politica svizzera nei confronti del crescente numero di rifugiati che tentano di entrare nel paese, in particolare ebrei in fuga dai nazisti. La posizione della Svizzera viene delineata il giorno successivo alla conclusione dei lavori dal capo dell'Ufficio federale della migrazione e della polizia, Heinrich Rothmund, il quale, tra le altre cose, afferma: non è auspicabile che la popolazione ebrea superi una certa proporzione. La Svizzera non intende farsi guidare dagli ebrei. L'ebreo è difficilmente assimilabile. Molti di loro sono dei soggetti pericolosi per le nostre istituzioni, degli individui che hanno vissuto a lungo in paesi disorganizzati o mai approvvigionati, nei quali si vive di espedienti. La decisione di chiudere definitivamente le frontiere agli ebrei in fuga, già messa in atto dal governo dall'agosto precedente, si scontra con il sentire comune dei cittadini svizzeri. Molte sono le proteste di chi ritiene che la decisione abbandoni parecchi ebrei ai loro persecutori. Una classe di ragazze della scuola secondaria di Rorschach, nel Canton San Gallo, scrive al governo di sentirsi estremamente indignata che i rifugiati vengano respinti verso la miseria in modo così insensibile. Protestano anche alcuni politici di sinistra, agenzie umanitarie e gruppi religiosi di ogni credo. La decisione del governo di chiudere le frontiere viene ricordata con la frase che la simboleggia, dal significato quanto mai attuale, con la quale il ministro della giustizia, Eduard von Stenger, la difende, rispondendo alle critiche dei fedeli in una chiesa protestante, paragonando il governo a chi comanda una scialuppa di salvataggio. Mentre migliaia di vittime di una barca affondata gridano per essere salvate, appare duro se non può salvare tutti. Una metafora che, riassunta nell'espressione "la barca è piena", diviene famosa. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.